Parallelamente alla prima brinata che ha ufficializzato l'avvio della stagione del radicchio rosso di Treviso, anche quest'anno, come da tradizione, è scattato il momento della festa del radicchio di Rio San Martino. La manifestazione che inaugura Fiori d'inverno, rassegna di eventi dedicati al radicchio, ha tagliato il nastro della sua 34esima edizione, che fino al 22 novembre porterà al Pala Radicchio di Rio San Martino, frazione del comune veneziano di Scorzè, un ricco programma di eventi per gli amanti della cicoria rossa. Un'eccellenza tutta veneta che gli organizzatori della festa, ovvero la Proloco di Scorzè e l'Associazione Amici del Radicchio, continuano a promuovere portando avanti un'ideale alleanza tra i consorzi di tutela dei radicchi del Veneto. Radicchio Rosso di Treviso, Radicchio di Chioggia, Radicchio di Verona e da quest'anno anche l'Insalata di Lusia trovano tutti spazi all'interno della festa di Rio San Martino, per questo motivo ribattezzata la Casa degli IGP del Veneto. Diciamo che è un'idea partita 5-6 anni fa, proprio perché abbiamo capito che insieme riusciamo a fare di più, riusciamo anche a avere degli scambi culturali, enogastronomici e soprattutto per me è importante anche creare quell'aggregazione importante tra territori. Tutela del prodotto tipico da una parte e solidarietà dall'altra. Sono questi i due ingredienti della festa, da sempre promotrice di iniziative benefiche come quest'anno con la serata A tavola con il gusto della solidarietà, in programma giovedì 19 novembre, finalizzata alla raccolta di fondi per comuni della Riviera del Brenta colpiti quest'estate dal tornado. Altro appuntamento solidale, venerdì 20 novembre la prima edizione di Rio's Got Talent, gara di esibizione artistica il cui ricavato andrà all'associazione Altre Parole per l'umanizzazione delle cure ai malati oncologici. Una festa fatta non solo di buona cucina ma che sa nutrire con gusto, come recita il titolo del prestigioso concorso gastronomico per istituti alberghieri Premio San Martino, che come da tradizione chiuderà la manifestazione. Domenica 22 novembre, concorso delle scuole alberghiere del Veneto che presenteranno nuove ricette, nuove proposte con i prodotti, i gioielli del nostro territorio, ma ci sarà una personalità che presiederà la giuria, il dottor Alfredo Pelle, responsabile e presidente dei studi del centro studi dell'Accademia della Cucina Italiana. La festa di Rio San Martino è ancora oggi, dopo 34 anni, il principale appuntamento per gli amanti del radicchio e una delle più importanti manifestazioni a livello regionale, grazie alla sua affluenza media di oltre 70.000 visitatori all'anno. Un grande evento veneto reso possibile, nonostante le difficoltà del periodo, grazie all'impegno e alla passione di una squadra di circa 200 volontari. Abbiamo delle regole fuori dal mondo, applicate in maniera sbagliata, che rendono molto difficile riuscire a portare avanti queste manifestazioni e rendono tutto l'aspetto del volontariato molto complesso. In realtà sono manifestazioni importantissime per i nostri paesi che hanno sempre un enorme successo di pubblico e sempre di più. Per mesi centinaia di persone lavorano per ottenere questo risultato. Un paese relativamente piccolo che però ha un risultato davvero molto grande.